Niente impegni ufficiali, mister, perciò insomma, un riposo che arriva ad hoc. No, sì, bisogna tirare fiato, capito? Certo. Perché i ragazzi sono un po' come bambini neonati, no? Hanno bisogno di tirare fiato. Sai quando un bambino tira fiato, Sì. però non massa, perché- se no si girano occhi in su come bambola di Cicciobelo. Lei come vive invece questa sosta? Le manca il campionato? No, No? Sì, vabbè. per me partita è tutto. Ah, E io aspetto tutta settimana. È come quando tu hai storia con Bella Strong. No, ecco, Tu dica. aspetti tutta settimana di weekend per andare con lei, no? hai Per voglia. portare a fare il giretto in Vianova, per portare, che ne so, sul lago, Certo. su Torresele, per portare a Cascate di Molina. Magari tu vuoi portare lei a Ossario di Custodia. Insomma, Poi mi magari Sì. c'è anche a sera per andare a mangiare ossi di porco nella bassa. Però Che ne dico, so, cioè- magari andare a mangiare polamenti da Jekyll. Poi magari a domenica tu vai a mangiare da suocera Eccolo. un tasso smarsato. Poi magari a pomeriggio ti abbiocchi su spalla di suocero, no? Magari fai anche bavetta su camicia. Robe belle. Poi magari a 6:30 ti svegliano per andare a comprare pisataglio. Tu sgobi tutta settimana Sì. come Sì. musso Sì. per aspettare il weekend per stare con tua stroppa, capito? Certo, E certo. magari lei ti dice, Sì. oh, guarda che settimana che viene Sì? i miei genitori lasciano casa libera perché vanno in gita a Merano con quelli di Pignate Inox in Fantastico. finalmente casa libera. Fatta. Tu conti i giorni, lunedì, martedì, finalmente arriva sabato. Domani, finalmente, i suoi genitori vanno fuori di Ovi, tutta casa nostra. Se lì il più bello che stai sognando, ti arriva il messaggio. Attenzione. Pensi che lei si stia mandando un messaggio di pici poci, Esatto. capito? E E invece? invece leggi il messaggio, c'è scritto: ciao Pirolino, so che non vedi ora di domani i genitori vanno fuori di Ovi per stare un po' congiunti noi due, Sì. ma purtroppo mio padre si è inchiodato con schiena No. e cammina che sembra Igor di Frankenstein Junior. E a mia madre gli sono venute le scalmane per nervoso No. e hanno rimandato gita di Pignata settimana prossima, così non ci svenano 35 euro. Che Se tu tristezza. vuoi vieni a pranzo che mia madre ha fatto risottato un tasso smassato che piace tanto a te. Ah, PS, mi raccomando, porta pastine, stronzetti che ci piacciono a mio padre. Tu non sì. puoi credere, tu, No. tutto il tuo infatti. entusiasmo va sotto a Crolla. discarpe. Sì. Tu alzi occhi a cielo, non fai neanche ora a versare bocca che senti battere su spalla. E che E chi succede? è? Ti giri e Gesù. Addirittura. Sta che metto ciamà. Vabbè, visto? La morale qual è? Non c'è morale, ma no. solo giramento di Ovi perché ti tocca aspettare di settimana prossima. Ok. Questo è sempre Questo molto è saggio. quello che penso. Grazie, Assolutamente. mister. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.